Di nuovo insieme anche questa settimana, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ben trovati con la trasmissione che parla solo di calcio dilettantistico, anche se oggi parleremo non soltanto di calcio dilettantistico, ma approfondiremo anche il calcio giovanile. Lo facciamo subito, intanto presentando i nostri ospiti, mister Francesco Drago, allenatore giovanile Under 15 Elite della New Eagle 2010. Ben trovato Ciccio. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Un saluto anche al giornalista sportivo e non solo, Anthony Di Stefano, profondo conoscitore del calcio siciliano, lo possiamo dire questo, no? No, non mi prendo questi titoli. No, lo possiamo dire. Tu sei sempre generoso, ma no, non mi prendo questi titoli. Grazie intanto per l'invito di oggi. È da tanto tempo che ti volevo qui a Penalty, perché io penso che tu non debba solo parlare di calcio Catania. Ma io nasco al calcio dilettantistico, quindi voglio dire, nasco in quel modo, no? Sei la persona giusta anche quindi nella nostra puntata. Questo non lo so, però tante volte mi sono accavallate nelle giornate di questo mercoledì tante altre cose, però sono contentissimo di esserci oggi. La battuta subito sul Catania, allora, la partita di domenica lascia ancora tanto amaro in bocca. Guarda, probabilmente la filosofia di mister Zeoli oggi è quella giusta, nel senso vivere alla giornata nel vero senso della parola, non nel senso di improvvisarsi, ma nel senso di concentrarsi partita per partita, perché è anche ormai inutile andare a guardare oltre, lontano. La stagione è stata questa, perché siamo a marzo e quindi non puoi credere, pretendere si può più cambiare. Per cui ormai è questa, e quindi come dice lui, la mia testa oggi è, per me la Coppa Italia è a Ferragosto, non è adesso, perché adesso c'è la prossima partita che è contro l'Audace Cerignola. Credo che la mentalità debba essere forza di cose questa. Io direi però di tranquillizzare comunque i tifosi catanesi. I play-out, insomma, credo siano assolutamente vietati per questa tipologia di squadra che è stata costruita, seppur con tante difficoltà anche a partire da gennaio. No, ma intanto, se dopo quello che hai fatto sei riuscito ad arrivare in finale di Coppa Italia, grazie alla posizione del Padova comunque vada a finire, e auguriamo che per il Catania finisca nel miglior modo possibile, tocchiamo ferro, per carità. E comunque sei dentro i playoff, però attenzione, perché comunque i playout li devi evitare. Certo. E purtroppo in questa stagione abbiamo capito che per come è andata avanti non si debba essere al sicuro di nulla, per cui anche lì davvero mister Zeoli cosa dice? Guardiamo la partita di venerdì sera, dopodomani contro l'Audace Cerignola, è bene che sia così, perché ci si deve guardare dietro oggi, perché davanti sai che comunque grazie alla Coppa Italia ci sarai, però guardati dietro così vai più tranquillo. Sei ottimista? Sì, lo sono, perché troppe cose sono andate storte e nel calcio, per fortuna o purtroppo, che non è scienza esatta, magari ogni tanto qualche cosa nella ruota che gira, qualche cosa finalmente ti ritorna. Ogni tanto qualche cosa dovrebbe pure arrivare al Catania. Per cui ci affidiamo all'ottimismo, come dici tu, ci affidiamo all'ottimismo. Ma io anche credo che poi alla fine quantomeno i play-out saranno evitati e poi ci giocheremo questa finale, che dico sempre, meglio vincerla che perderla, perché comunque una coppa in una bella città come Catania fa sempre piacere averla. Guarda, è un trofeo che a Catania non c'è mai stato, non è mai arrivato. Il ritorno, la gara di ritorno, perché tra una settimana si gioca il 19, certo. si gioca l'andata a Padova, il 2 aprile si gioca il ritorno in casa. La cosa qual è? La cosa è che il ritorno te lo giochi in casa, e quindi? Per cui davanti ai tuoi tifosi, dove indipendentemente da tutto sicuramente avrai lo stadio pieno, il trofeo che non c'è mai stato, l'opportunità di far svoltare questa stagione che è stata fino a questo momento quasi presa da un sortileggio, da un incantesimo.
Sarebbe bello, è tutto romantico, poi però la realtà, mister, la realtà poi dei fatti dice altre cose. Bisogna fare soltanto una cosa, incrociare le dita e andare avanti. E giocare a calcio. E giocare a calcio. Che sembrerebbe la cosa più facile, ma invece forse è la cosa più Quest'anno difficile. è diventato davvero complicato. Mentre con Francesco una battuta la faccio intanto su questa New Eagle 2010, attualmente al secondo posto addirittura nel loro girone di categoria Under 15 Elite, una categoria, chiamiamolo un po' quella dei privilegiati, ma non siete privilegiati in tanti versi, siete soprattutto quelli un po' più visti. Che dite? Sì, diciamo che nell'ambito giovanile ormai il panorama è aperto, no? Tutte le professioniste che guardano i settori giovanili dilettantistici, e con questa nuova riforma dell'elite ovviamente c'è stato più clamore. C'è più selezione? Sì, ci sono società che fanno selezioni. Noi per nostra forma mentis ormai da 14 anni non abbiamo mai lavorato con le selezioni, ma abbiamo sempre lavorato dall'attività di base duramente per poi trovarci dei ragazzi pronti. È chiaro che quando una società fa l'elite viene l'appetito a tutti, no? Chiaro. E quindi hai magari ragazzi anche bravi che si avvicinano, che vogliono fare questo tipo di esperienza, e ovviamente noi li accogliamo, però fare selezione magari no. No, condivido. Tra l'altro stiamo guardando le immagini della vostra bella vittoria contro la Fairplay 3-1, che vi ha permesso a questo punto di essere attualmente secondi in classifica, praticamente ne passano 4 poi per i playoff, no? Sì, domenica abbiamo fatto questa bella partita a Messina contro la Fairplay. Tra l'altro anche la Fairplay era in corsa per questi playoff, però i ragazzi credo che dopo tanta esperienza di un campionato, dove hanno visto che comunque ci vuole carattere e determinazione, continuità, per emergere, credo che hanno sfoderato un'ottima prestazione e hanno fatto un ottimo risultato. Francesco, con me sfondi una porta aperta, perché voglio dire, quando parliamo di calcio giovanile, io lo so che c'è dietro veramente tanto sacrificio, volontà, e soprattutto se dentro ci metti dei ragazzi che ti seguono, poi la cosa più bella è vederli sorridere dopo una bella vittoria. Però ripensiamo da dove siamo partiti, come siamo partiti, con quali valori avete fatto un percorso di crescita. Siamo partiti, e quanto ci siamo veramente sbattuti e quanto continuiamo a lavorare, e questi risultati poi sono il frutto di quel lavoro. Giusto. Noi chiaramente di penalty parliamo anche e soprattutto di calcio dilettantistico, lo facciamo in questa prima mezz'ora parlando subito del campionato di Serie D. Si è giocata la 10ª giornata di ritorno, eccola qua la schermata con i risultati di domenica. FC Trapani batte LFA Reggio Calabria 3-1, Gioiese 1908 batte San Luca 2-1, Vibonese Calcio San Cataldese 0-0, Acragas batte Locri 3-1, Castrovillari Nuovi Gia Virtus 1-1, Siracusa Calcio batte Licata Calcio 5-0, vittoria della Ragusa 2-0 contro il Città di Aciriale, ed infine Real Casalnuovo Canicattì 1-1. Ha riposato il Città di Sant'Agata e la squadra campana del Portici. Guardiamo la classifica, 11ª giornata di ritorno, Trapani in testa con 75 punti, 64 Siracusa Calcio, con 60 Vibonese Calcio, 46 punti LFA Reggio Calabria, 43 Città di Sant'Agata e Real Casalnuovo, con 40 Ragusa Calcio e Città di Aciriale, 35 punti Nuove Gia Virtus, Acragas e Canicattì, 34 Licata, con 30 punti la San Cataldese, 24 punti per Portici e Locri 1909, 22 San Luca, 13 punti Castrovillari, chiude la classifica la Gioiese 1918 con 7 punti. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 17 di marzo, sarà la 12ª giornata, LFA Reggio Calabria Castrovillari, Locri 1909 Real Casalnuovo, Portici Licata, San Luca Città di Sant'Agata, San Cataldese Acragas, Siracusa Calcio Gioiese 1918, Nuove Gia Virtus Vibonese Calcio, Città di Aciriale FC Trapani, riposeranno Ragusa Calcio e Canicattì. Con Anthony Di Stefano voglio subito parlare di questo campionato di Serie D, dove comunque questo Trapani ha veramente fatto
credo, la differenza in qualità e quantità. Un plauso va a questo Siracusa che comunque continua a non mollare, forse ha un po' mollato invece la Vibonese Calcio. Un tuo pensiero intanto sul progetto Trapani? Ma intanto sì, intanto devo dire che Trapani quest'anno è quasi il Catania dello scorso anno, della scorsa stagione, sì. perché insomma è andato a ammazzare il campionato. Mi pare che ormai sia tutto abbondantemente scritto, nonostante insomma il Siracusa ha fatto un plauso a questo Certo, non molla Siracusa, che ancora. comunque anche il risultato sull'Icata di domenica significa qualcosa, significa che è una squadra che ancora ha intenzione di giocare. Assolutamente. Detto questo, il Trapani certamente in questo momento non è soltanto più attrezzato, ha probabilmente anche una visione rispetto a quello che deve essere il suo cammino, il suo percorso, dalla presidenza allo staff tecnico, e credo che l'ambiente in questo momento sia favorevole. L'anno prossimo, debiti scongiuri da parte loro per carità, una volta ottenuta la promozione, credo che in Serie C non ci staranno semplicemente spettatori. Ma le dichiarazioni di Antonini sono state molto chiare. Anche in Serie C ci sarà una squadra che punterà a vincere il campionato. Addirittura parla già di avere comunque sulla carta una rosa quasi già completa. Che poi Ettore, vale lo stesso discorso per il Catania, in questo caso a parti invertite. Certo. Il Catania non aveva fatto la squadra per salvarsi, aveva fatto la squadra magari non da primo posto, però certamente per stare là sopra, e poi in realtà in quello che è un campionato di Serie C che è sempre particolare, lo si dice per ogni E categoria. soprattutto un campionato lunghissimo. Lunghissimo. Ti dicevo, lo si dice per ogni categoria, poi però realmente a conti fatti la Serie C è un campionato che è anomalo sotto tanti punti di vista. Compri i giocatori migliori, ma devono essere quei giocatori che devono sapersi adattare alla a categoria. quel campionato, perché magari qualche giocatore di oggi del Catania nel girone A farebbe benissimo, nel girone C è un'altra cosa. Il Trapani probabilmente sta anche guardandosi attorno, cercando di vedere l'esempio che è stato il Catania, per cercare di non commettere alcuni errori che inevitabilmente anche in buona fede sono stati commessi qua a Catania, e magari si sta proiettando oltre per la prossima stagione, cercando di programmare al meglio. Io dico, e lì sono d'accordo con quello che dicevi tu, io dico che sicuramente l'anno prossimo il Trapani metterà in piedi una squadra non per stare a guardare, non per partecipare, ma per poter dire la propria. Che poi dal dire al fare è un altro conto, Chiaro. però certamente ci stanno mettendo in mezzo. La cosa che più ci piace è che a guidare questo Trapani poi alla fine è anche un catanese, Come Alfio no? Torrisi, no? Come Che no? tu tra l'altro conosci perché insomma veniva dalle belle esperienze con il Paternò Paternò ha Calcio. fatto un lavoro strepitoso. Ti dico che quando venne chiamato c'era probabilmente uno scetticismo, una sorta di scetticismo da parte degli addetti ai lavori, come per dire: ma chi è che ha allenato, che cosa ha fatto? Ha smentito tutti. Assolutamente. Ha smentito Con tutti. il bel gioco. Ecco, ti stavo per dire questo, ha smentito tutto, non tanto e non soltanto, che poi la cosa più importante, con i risultati, ma ha smentito tutti facendo vedere quello che era un tipo di gioco che per la Serie D sembra quasi che tu stai parlando di altre cose, perché quando ti dicono in Serie D il bel gioco non esiste, sì, vero. Poi però ci sono alcune squadre, vedi questo Paternò che fu di Torrisi, vedi il Sant'Agata di Vanzetto che non Sì, a caso sì. oggi è il secondo di Sì, è Zeoli, vero. non è un caso. Non è un caso, E allora vedi condivido. che poi realmente ha un fondamento il parlare di bel gioco. Poi cos'è il bel gioco? Il bel gioco è intanto riuscire, mister, con 3-4 tocchi arrivare intanto davanti alla porta. Intanto è questo. È vero. E non stare lì tutto il tempo a fare melina, a cercare insomma di essere speculare all'avversario. Con 3 passaggi arrivi sotto la porta, non dico che segni sempre, però metti in difficoltà l'avversario. E tutto questo ci arrivi tramite grandi impegni negli allenamenti, dedizione, continuità, e sul discorso di questo genere giustamente Francesco Drago, il mister giovanile, diventa fondamentale già da piccoli avere Esatto. modo di capire che il calcio si costruisce anche attraverso gli schemi. Io in questi anni di formazione ho avuto la fortuna di confrontarmi con tanti maestri e tanti formatori, forse i migliori, non dico al mondo, ma in Italia sicuramente, no? E in un momento di formazione con Maurizio Seno, con Cadrecari, che poi il grande mister Cadrecari che ha allenato Storico, pure certo. a Siracusa, no? Quello che esce fuori è cosa dobbiamo insegnare a questi ragazzi a fare in campo. Ovviamente a giocare a calcio, ma a calcio poi si gioca, faccio gol là, difendo qua. Poi in mezzo ci sono delle letture, c'è il talento, c'è quant'altro. Oggi in Italia ci stiamo mettendo all'avanguardia a formare sti ragazzi, però quello che conta poi è veramente quello là. È il bel gioco, come ha detto prima il Sant'Agata, il Paternò, anche in Serie D si può fare. E vincere per vincere, e vincere giocando bene,
credo che sia più bello vincere Assolutamente, giocando bene. Anche se credo, assolutamente. mister, che purtroppo rispetto al discorso che facevi, che è sacrosanto, secondo me c'è anche uno scollamento però rispetto a quelle che sono, come dire, le basi giovanili con quello che poi è il grande calcio, perché il grande calcio stiamo facendo fatica qui in Italia ad imporre un certo tipo di mentalità. Forse lo è sempre stato, però oggi è molto più accentuato. Ma questa è una piaga che c'è in Italia e potremmo fare veramente delle serate Anche di perché poi tra confronto. l'altro sottolineiamo che spesso e volentieri molti settori giovanili, soprattutto nei professionisti, sono zeppi di stranieri Sì. e questa è un'altra ennesima amarezza per il calcio italiano. Io ho la mia visione, ma non voglio insegnare a nessuno a fare il proprio mestiere, perché lì ci sono delle persone che lavorano per organizzare il calcio, la formazione e quant'altro, no? Secondo me il vero problema è che c'è poca attività di gioco, soprattutto libera, soprattutto nelle piazze come una volta, Eh, ed era lì dove usciva il famoso calcio il, fatto per il talento, strada. esatto, era lì secondo me che usciva il talento, poi andavi al campo e ti perfezionavi, no? Adesso mancano quelle ore, manca quell'esperienza che ogni giocatore da ragazzino acquisiva. Questo dobbiamo essere bravi noi nei settori giovanili a riportarlo Certo. nel campo in un mondo più, diciamo, più sicuro, ecco, rispetto alla strada, però credo che possiamo incidere noi allenatori e dobbiamo incidere. Non mollate, mi raccomando. Ritorniamo a parlare del Trapani, ci guardiamo gli highlights, la vittoria appunto della squadra di Alfio Torrisi contro l'LFA Reggio Calabria, vittoria per 3-1. Penso che oggi bisogna fare i complimenti al Trapani perché per 70 minuti ha stradominato la Regina in lungo e largo sotto il piano fisico, tattico, tecnico. Non abbiamo mai rischiato nulla, siamo stati assoluti padroni del campo. Ancora una volta la squadra ha dimostrato di farsi trovare pronta e presente con un grande approccio a una partita del genere di cartello, che per noi era importantissima. E quindi bisogna ancora una volta fare i complimenti a questi ragazzi per quello che hanno fatto. Dopo il 3-0 abbiamo avuto 2 volte la palla limpida per fare il 4-0. Da lì in poi pian piano ci siamo forse un po' accontentati e abbiamo pensato più a gestire, abbiamo abbassato un po' il baricentro e abbiamo un po' concesso campo alla Regina, che comunque non è stata mai pericolosa, se non su un tiro, se non sbaglio, di Provazza che è andato alto sopra la traversa, e poi sul gol subito dove non eravamo magari messi bene, però penso che poi alla fine era una vittoria strameritata, quindi sono contento e felice di quello che hanno fatto i ragazzi. Oggi era importante, ci teneva tantissimo il nostro presidente a questa partita come tutti noi, e penso che la squadra ancora una volta gli ha dato dimostrazione dell'attaccamento ai colori e alla maglia. Abbiamo giocato un primo tempo alla pari, anzi secondo me meglio. La prima situazione, una palla rimasta al limite, mi pare a quadro, ha fatto un gran gol da fuori aria. Ci siamo trovati sotto di 3-0 senza che Velcia facesse neanche una parata. Siamo andati negli spogliatoi anche con la rabbia per un rigore clamoroso non dato e pronti via dopo 30 secondi, prendi un rigore, dubbio, comunque vai 2-0, lì sì, lì sono arrabbiato perché comunque ci siamo allungati, abbiamo un po' perso la testa per 20 minuti, abbiamo rischiato anche di prendere più gol. Poi la squadra si è ricompattata, abbiamo fatto altri 20 minuti fatti bene, dove abbiamo fatto gol, ne potevamo fare altri e magari far passare un brutto quarto d'ora al Trapani a fine gara. Quindi penso che sicuramente è un risultato bugiardo contro una squadra molto forte, dove ovviamente anche gli episodi sono stati decisivi, perché se tu vai a riposo sull'1-1 la partita è diversa, invece pronti via ti trovi sul 2-0 e questa è una cosa che ovviamente ci fa male, ma ci deve fare anche mantenere la testa sulle spalle e non buttarci all'arrembaggio come abbiamo fatto rischiando alcune ripartenze sanguinose. Pian piano si avvicina il traguardo, vediamo l'obiettivo all'orizzonte, dobbiamo fare sempre meno strada,
però questa è la più difficile. Le ultime curve sono quelle più complicate, dove non si può sbagliare, non si deve sbagliare, e ancora una volta ehm, bisogna sottolineare l'atteggiamento che ha questa squadra, perché è una squadra che ha 11 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, che continua a spingere, che continua ad avere questo atteggiamento da grande squadra, questa squadra che ha preso consapevolezza dei propri mezzi, una squadra che ha fame, voglia di vincere, voglia di dominare. Cioè oggi, non lo so, a tratti sembravamo di più in campo, perdevamo palla e riaggredivamo subito, eravamo con 3-4 uomini sulla palla. Oggi la squadra ha fatto una fase di pressione, di pressing, di riaggressione, non ha mai, dico mai, nei primi 70 minuti soprattutto, attenzione, perso le distanze. E in Serie D difficilmente si vede una squadra che, che- che mantiene le distanze dei reparti come le mantiene il Trapani. Questo ci permette di riaggredire, di fare pressione con ferocia, con cattiveria. La palla la vogliamo sempre noi, quindi bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo studiato la partita, penso, con lo staff in un modo impeccabile. Abbiamo trovato il 2-0 su calcio di rigore, su un'azione di costruzione dal basso che avevamo provato in settimana per cercare di fare male alla Regina. Siamo usciti da rimessa laterale, abbiamo affondato dall'altra parte in diagonale con Balla e poi abbiamo dato il rigore, su un'azione che potevamo chiudere benissimo, penso, a rete, perché eravamo inchinati in superiorità numerica. Quindi cosa dire? Anche oggi il lavoro di Bez tra le linee, soprattutto attaccando la profondità e lavorando quasi da 4-4-2 in fase di possesso, penso che ha dato i suoi frutti. Io il Trapani oggi, visto a tratti, abbiamo messo la Regina sotto per 70 minuti senza se e senza ma, quindi penso che questo è sotto gli occhi di tutti. E poi il risultato, dispiace il gol preso, perché a mio modo di vedere, se facevamo anche il quarto gol poteva aumentare ancora di più il distacco, però alla fine va bene, ci c'è anche l'avversario e quindi abbiamo subito questo gol che dispiace, soprattutto perché ci siamo forse un po' abbassati, causa anche delle troppe energie spese in fase di non possesso e sulle transizioni positive, che sono state veramente tante. Però va bene così. Oggi avevamo solo un solo risultato, dovevamo confrontarci con una squadra che, ribadisco a tutti, che è stata costruita per vincere il campionato inizialmente, lo dicono i nomi, lo dicono quello che hanno proclamato in più volte loro inizio stagione, e quindi ancora una volta abbiamo dimostrato, oltre la grande differenza dei punti di classifica, sia andata e ritorno, vincere a Reggio e vincere qua in questo modo penso che dà soddisfazione e consapevolezza alla differenza fra noi e la Regina. Abbiamo parlato poc'anzi della città di Sant'Agata con l'ex Vanzetto, attuale nuovo vice allenatore del Calcio Catania, calcio comunque della provincia di Messina, e qui Francesco ce ne può dare atto, che comunque in continua evoluzione. A parte il città di Sant'Agata c'è la bella realtà della Nuova Igea Virtus, neopromossa, ma sappiamo benissimo la storia della Nuova Igea Virtus. Tra l'altro quest'anno partenza un po' ad handicap, poi dopo con l'arrivo di mister Di Gaetano molte cose sono state sistemate, e adesso per esempio la squadra viene da un bel pareggio in casa del Castrovillari. Sì, ma la Nuova Egea ha pagato, diciamo, che ci può stare, no? Questo ambientamento un attimino che ci poteva essere nella categoria. Poi con mister De Gaetano credo che ha espresso un buon calcio, magari non arrivavano i risultati Beh, ci vuole un momento di ambientamento, per sfortuna e certo. tutto, però almeno lì in zona non avevamo nessun dubbio che la Nuova Egea potesse fare un campionato Infatti. tranquillo, infatti sta uscendo fuori. Tra l'altro sono tifoso, tra virgolette, uno perché è una squadra della mia zona come il Sant'Agata, ma alla Nuova Egea il portiere La Rosa, il 2006, è un prodotto Viene New fuori Eagles. dal tuo Sì, vivaio. Ah, beh, sì, e quindi doppia, tripla soddisfazione. Continuiamo a parlare di Serie D e parliamo di questa vittoria 5-0 in casa del Licata del Siracusa Calcio. Tra l'altro c'è uno strascico, Anthony, perché c'è stato un piccolo incidente, dalla tribuna è arrivata una bottiglietta che pare abbia colpito un giocatore del Licata. Il Licata stesso ha presentato reclamo. Queste cose non ci piacciono, però fanno anche un po' parte del calcio. Fanno anche parte del calcio, sì. Come commenti episodi come questi, infatti, come si come li fanno a commenti? commentare? Guarda, in campo ci possono stare determinate cose perché magari sei in trance agonistica e ci sta.
quando alcune cose invece come queste succedono fuori dal campo, francamente ci resta anche un po' male, perché non sono questi gli esempi dei quali abbiamo bisogno, a maggior ragione quando si tratta di categorie per cosiddette minori, dove purtroppo insomma anche negli ultimi anni probabilmente si è perso quella che era la centralità del, come dire, anche del gruppo, no? Anche in queste categorie, dice cosa c'entra con quello che accade fuori al campo, anche in queste categorie forse si è andati verso un individualismo sfrenato, presidenti, giocatori che vanno solo per se stessi, percorrendo l'individualità. La Serie D, l'eccellenza, queste categorie sono sempre stati invece un momento di comunità, per le piccole e per le grandi piazze. La parola per carità. dilettante era proprio intrinseca. E quando accadono queste cose purtroppo poi si macchia direttamente quella che è tutta una piazza. Per questo lo dico con rammarico quando ci ritroviamo a dover commentare fatti come questi. Poi per carità è accaduto, al di là dei reclami, al di là di tutto il resto, mi auguro e dobbiamo augurarcelo anche per il futuro, che se ci sono dei responsabili che vengano individuati, e pazienza per loro per quello che hanno fatto. Dal punto di vista invece tecnico, la vittoria 5-0 del Siracusa permette alla squadra di Gaspare Cacciola di stare ancora al passo di questo Trapani. Adesso giorno 7 aprile ci sarà il big match proprio a Trapani. Probabilmente non sarà una partita che deciderà il campionato, però l'atmosfera di questo big match ci piace per un campionato come quello di Serie D. Guarda, il Trapani ha certamente un largo vantaggio, il campionato poi è molto probabile che alla fine lo vincerà, però conoscendo uno come Gaspare Cacciola, che nemmeno a farlo apposta, qua richiamo in causa di nuovo il Paternò, perché? Perché negli anni di Lobue in Serie C Cacciola fu uno degli elementi uno dei giocatori di quel di quella Paternò squadra. fu punto di riferimento, ma nel vero senso della parola. Non dimentico che quando andò via ci fu quasi un lutto, perché era uno di quelli che umanamente, emotivamente ti dava molto. E conoscendo anche il carattere, l'indole di Gaspare Cacciola, che è uno che apparentemente è introverso, anzi probabilmente lo è anche, ma che da allenatore ha la stessa determinazione che aveva da calciatore, ma io sono pienamente convinto che lui quella partita se la sia cerchiata nel calendario, dicendo ai suoi che si può anche perdere, ma lì si deve andare a sputare sangue per cercare insomma di portare a casa un risultato onorevole. Ne sono pienamente convinto. Poi magari, come dire, il Trapani, come dicevo prima, questo campionato lo vincerà, però certamente il Siracusa va lì non per fare festa con il Trapani, va lì per cercare di fare risultato, per dimostrare che questo campionato era ritagliato anche per il Siracusa, che probabilmente, Ettore, giocherà tutto il discorso del possibile ripescaggio, che probabilmente insomma fino all'ultimo, anche dopo che sarà concluso il campionato, forse qualche chance ancora di giocarsi queste carte, per quello che dicevi tu, forse ce l'ha ancora. Sì, è vero, anche se poi alla fine i playoff sono comunque un terno al lotto, perché non garantiscono la certezza giustamente del passaggio negli ultimi anni non ci sono stati ripescaggi, perché io credo che anche la riduzione tra i campionati di Serie C1 e Serie C2 ha limitato le squadre. Vero è che c'era chi non si iscriveva, ma diminuiscono sempre di più, per cui insomma gli spazi sono di meno, però il Siracusa farà bene a giocarsi comunque questa carta. Assolutamente. Si continua a giocare le sue carte anche la Gioiese. Nel frattempo sono già partite le immagini, che vincendo contro il San Luca 2-1 continua ancora a tenere accesa la fiammella di una salvezza. Gioiese che comunque quest'anno insomma ci si aspettava un po' di più, ultima in classifica in questo momento, notevolmente attardata, però questa vittoria contro il San Luca ha alimentato ancora, Francesco, tu che conosci comunque anche il calcio calabrese, perché molti ragazzi poi sfociano anche soprattutto in questi settori giovanili, secondo me potrebbe ancora, chissà, tentare la carta di un discorso riguardante quantomeno i play-out. Intanto gli fa onore alla Gioiese, che porta a compimento un campionato come al Siracusa, ovviamente in alto, non sta falsando sicuramente un campionato, si sta giocando le partite, le sue carte e le sue chance, come è giusto che sia. Lo sta facendo anche la Gioiese. È dura, perché è dura, però comunque anche perché veramente, quando non fai i punti, soprattutto nella parte iniziale della stagione in Serie D, poi paghi. Credo che sia dura. Poi hanno un pochettino rimodernato tutta la rosa, sono tutti giovani, ma questo è una vittoria di campionato, secondo me, vale come una vittoria di campionato per loro. Akragas invece, Anthony, che comunque ha portato
probabilmente a compimento la stagione di assestamento nel campionato di Serie D. Lo scorso anno aveva vinto il campionato in eccellenza, devo dire in maniera sfavillante, ha un po' sofferto chiaramente il passaggio di categoria, ha anche rivoluzionato il quadro tecnico, nonché anche il quadro giocatori. È una società però che ancora forse manca dell'ultimo gradino per assestarsi nella volontà di diventare fondamentale anche per un campionato di Serie D. Guarda, mi è capitato qualche tempo fa di parlare con qualcuno dei dirigenti dell'Akragas, non per motivi specifici legati alla squadra di calcio, ma perché è capitato di incontrarci in una manifestazione. Io credo che loro stiano provando a costruire qualcosa. Hanno il problema del campo. Esatto, e tra l'altro non è un problema di secondo piano, anzi nel discutere, nel parlare con loro l'ho avvertito davvero come un peso enorme, ma ci mancherebbe, qualunque altra squadra sarebbe in queste stesse condizioni. Credo che loro stiano provando a costruire qualcosa. Questo campionato per loro serviva come fase di assestamento, con tutte le dovute, come dire, con tutti i dubbi del caso, perché vero è che l'Akragas è comunque una società gloriosa che ha una storia alle proprie spalle, però sai, quando ti ritrovi a ricominciare da capo per l'ennesima volta è sempre un nuovo inizio, sempre molto difficile. E per cui alla fine il blasone e la storia contano fino a un certo punto, poi ti ritrovi a fare i conti con quella che è la realtà dei fatti. Credo che se alcune cose riusciranno a risolverle, in primis proprio questa del campo, l'Akragas è un'altra che da qui a qualche tempo potrebbe davvero dire la sua, altrimenti credo che l'obiettivo della dirigenza, ma non potrebbero fare altrimenti in questo momento, è quella quantomeno di mantenere e preservare una categoria che in questo momento per Agrigento è tantissimo. Assolutamente. Chiudiamo il tabellino riguardante il campionato di Serie D e parliamo del Real Casalnuovo, ex fragolese, stagione che si può ritenere certamente più che positiva, perché attualmente è nella griglia playoff. Giocare a pallone in Campania, credo che insomma i miei due ospiti lo possono confermare, non è mai facile. Poi ci sono tante realtà con tante difficoltà. Diciamo che l'ambiente è caldo, l'ambiente è caldo, ma leggermente caldo. E quindi insomma una nuova società che si mette in gioco in un campionato difficile come quello di Serie D è da lodare. Ma ci mancherebbe, soprattutto con tutto quello che significa oggi, come dire, soprattutto per delle realtà nuove affrontare un campionato come quello di Serie D, perché il campionato di Serie D, adesso da qualunque parte lo vogliamo guardare, sta a metà del guado, in quella che una volta era la famosa interregionale, stai tra i professionisti e i dilettanti, però quello che non cambia in tutto questo contesto sono le spese che una società, e in questo caso ripeto nuova, una matricola si ritrova ad affrontare. Chiaro. Le spese non sono soltanto gli ingaggi dei giocatori, le spese sono anche le trasferte. Che sono sempre più continue. Certo, come no? Le spese sono ovviamente riuscire a tenere in piedi una struttura societaria che qui non te ne puoi uscire con 4 sponsor. In Serie D devi avere anche un minimo di base imprenditoriale alle spalle. Chiaro. E quindi chi riesce a cimentarsi con queste situazioni, tanto di cappello, in un periodo storico nel quale le istituzioni possono farti e possono darti supporto fino a un certo punto, se non addirittura quasi del nulla. È vero. Per cui, insomma, non è che la Serie D è tutta Catania Calcio come l'anno scorso, Trapani come quest'anno, la Serie D è fatta anche da tante altre realtà che provano a sopravvivere. E guarda, la difficoltà reale di tanti dirigenti di riuscire ad arrivare alla fine della stagione, fare così con la mano per dire ci sono riuscito, ma già subito il pensiero è alla prossima. È vero. Cioè confrontarsi oggi con il dirigente significa questo, significa dire l'anno prossimo vediamo che succede. E infatti il Real a Casalnuovo che pareggia in casa contro il Canicattì. Tra l'altro Canicattì da un paio di anni, insomma, soprattutto per quanto riguarda la squadra juniores, aveva dimostrato che che credeva nei settori giovanili, adesso un po' meno. Però è sempre una grande realtà che comunque ha usufruito di un bacino giovanile che gli ha permesso comunque una certa notorietà. Ma in riallaccio sono pienamente d'accordo con quello che diceva Anthony poc'anzi, ma le società che siano di Serie D, di eccellenza, di promozione stessa, per forza di cose devono lavorare sui settori giovanili se poi vogliono, tra virgolette, risparmiare qualcosa a livello di ingaggio e di quant'altro, no? Altrimenti si fa fatica. Soffri. Guardiamoci gli highlights, pareggio tra Real Casalnuovo e Canicattì, risultato finale 1-1. Questa è la Serie D,
la sensazione dalla panchina era questa, che a primo tiro in porta ci avrebbero segnato, e così è stato. Quando arrivi davanti alla porta e crei tanto e non sfrutti le occasioni, purtroppo questo è calcio. Ho troppa esperienza per capire come vanno certe tipo di partite. Purtroppo speravo di sbagliarmi, di avere sensazioni così errate, però purtroppo il risultato mi ha dato ragione. Mi dispiace perché se vogliamo vogliamo raggiungere questo sogno che ci siamo tutti messi nella testa, dobbiamo fare qualcosa in più, ma partendo già dagli allenamenti e quant'altro. Quindi mi dispiace perché loro con un unico tiro in porta portano a casa un punto. Sulla prestazione, sul gioco non posso dire niente, forse se c'è qualcosa da dire è nel secondo tempo magari ci siamo abbassati un po' troppo, però non hanno mai calciato. Noi partendo un po' dal basso, prendendoci qualche rischio, siamo riusciti ad arrivare tante volte a ridosso della loro porta, però ripeto, se non la metti dentro ti porti a casa un pareggio, un punto che muove la classifica, però era secondo me l'occasione giusta per superare Sant'Agata. Restano altre 7 partite, devono essere vissute come 7 finali se vogliamo fare i playoff, altrimenti rimane il grande campionato sempre che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Però penso che sia un peccato, no? Non provarci ora che siamo lì, ormai la salvezza è raggiunta, è giusto che ci proviamo. Però per provarci ci vuole la mentalità e l'atteggiamento giusto, altrimenti non si raggiunge l'obiettivo. Io fra primo e secondo tempo ho detto proprio questo ai ragazzi, ho detto sì ragazzi, stiamo facendo una grande partita, però la dobbiamo chiudere, perché è normale che se non chiudi questo tipo di partite loro hanno sempre quella fiammella accesa, no? Quindi è giusto che loro ci provino fino alla fine, una volta che fai il 2-0 magari li spegni. In questo siamo venuti meno, nell'essere cinici in quelle occasioni che ci hanno dato. Non si può dire manco che ci hanno dato poche occasioni, ci hanno concesso poche occasioni, no, ne abbiamo avute tante. Siamo stati anche sfortunati nel finale con la traversa di Vivacqua, l'altro calcio d'angolo, la palla che è stata salvata sulla linea di porta. Però bisogna dare qualcosina in più se vogliamo fare i playoff. Ma anche per arrivare con il piglio giusto, qualora dovessimo raggiungere i playoff, arrivarci con il piglio giusto. Ecco. Quindi queste sono partite che mi auguro ci fanno crescere, perché siamo una squadra molto giovane. Noi oggi, a parte Bucolo, Sarno e Reginaldo, avevamo tutti 2003, 2002, 2004, 2005, quindi siamo una squadra molto giovane e queste sono partite anche che fanno crescere questi ragazzi, perché capiscono che non puoi mai mollare la presa, che devi stare sempre sul pezzo perché l'avversario alla prima occasione ti fa male. Ecco. Quindi mi auguro che almeno loro in queste partite facciano quello step in più per una crescita personale. Con il pareggio tra Real Casernuovo e Canicattì, 1-1 il risultato finale, chiudiamo qui la prima parte della nostra trasmissione, adesso c'è lo spazio pubblicitario, tra poco rientreremo in studio, continueremo a parlare di calcio dilettantistico ed approfondiremo il discorso riguardante i 2 gironi del campionato di eccellenza e poi continueremo ancora a parlare anche di calcio giovanile. A tra poco! La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet,
Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. La trasmissione più seguita del calcio dilettantistico siciliano vi dà appuntamento mercoledì 20 marzo alle 15:20 sul canale 15 del Digitale Terrestre con un'intervista esclusiva a Sandro Morgana, presidente della FIGC Sicilia. Appuntamento da non perdere. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Voglio ricordarvi che la nostra trasmissione è anche visibile attraverso il canale HBB TV del canale 15 del Digitale Terrestre di 7 Gold, ma siamo anche visibili nella nostra pagina Facebook Penalty oppure sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Seconda parte dedicata al campionato di eccellenza, ma vi prometto che continueremo anche a parlare di calcio giovanile. Partiamo con l'eccellenza e lo facciamo con il girone A. Decima giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati. Unitas Sciacca batte Aspra 4-2, Accademia Trapani batte Athletic Club Palermo 2-0, Nis FC batte Castellammare 3-0, vittoria per 3-1 del Mazzara 46 contro la Folgore Castelvetrano, Don Carlo Misilmeri batte Fulgatore 3-0, Profavara batte Mazzara 4-0, Casteldaccia batte Oratorio Sancile San Giorgio 2-0 ed infine Supergiovane Castelbuono Geraci 0-0. Vincono entrambe sia la Nissa che il Favara, pertanto continua questo testa a testa nel girone A del campionato di eccellenza. Ma guardiamo la classifica. Nis FC con 68 punti al primo posto, con 61 Profavara, 45 Mazzara 46, 42 Castellammare, con 38 Supergiovane Castelbuono, 37 Unitas Sciacca, con 32 Don Carlo Misilmeri, 31 punti Oratorio Sancile San Giorgio e Folgore Castelvetrano, con 28 Athletic Club Palermo, 27 punti il Geraci, con 26 Accademia Trapani, 25 Casteldaccia, con 21 Fulgatore e 18 punti Aspra, chiude la classifica il Mazzara con 16 punti. Con i nostri due ospiti partiamo subito parlando di Nissa e Profavara. Anthony, Nissa
leggermente avvantaggiata, 6 punti di distacco dal Pro Favara, forse mezza Serie D in tasca, sei d'accordo? La Nissa è perfettamente attrezzata per il salto di categoria, lo sta dimostrando. Tra l'altro devo dire che a livello di dirigenza ci tengono molto al salto di categoria quest'anno, non immagino francamente... Hanno fatto anche degli investimenti importanti. Hanno fatto investimenti importanti, hanno fatto anche un'operazione che è stata a proposito di quello che dicevamo prima, di coinvolgimento della comunità, Sì. nel senso che è tornata tanta gente allo stadio a guardare la Nissa. Te lo dico anche perché mi hai raccontato dai nostri colleghi che è stata fatta proprio un'operazione, non dico mediatica, però di coinvolgimento dell'ambiente, per cui si è risvegliato... Quando in eccellenza vanno 4.000 paganti, bisogna farsi una domanda e No, darsi ma- una risposta. No, ma allora, va bene che Caltanissetta è capoluogo di provincia, Certo. ma Caltanissetta aveva perso il pubblico, Sì. aveva perso il pubblico per il calcio. Questa dirigenza è stata brava a riportarlo allo stadio. E lì non conta soltanto il fatto che fa risultato. Certo, per carità, il fatto che sei primo in classifica ti aiuta, però lì non si è improvvisato. Cioè la Nissa è lì non per improvvisazione, la Nissa è lì perché ha certamente fatto i suoi investimenti per portare i giocatori migliori, tra i migliori, ha fatto un investimento per cercare di portare la gente allo stadio e ci è riuscita. Insomma, sta creando un ambiente che a mio avviso, secondo me... Guarda, poi vediamo come finisce questo campionato. Chiaro. Ma anche l'anno prossimo, secondo me, la Nissa avrà parecchio da dire. Ma il suo presidente Giovannone lo ha detto quando è venuto qui nei nostri studi, ha detto giustamente che questa Nissa deve avere palcoscenici di grande qualità. E questa è una mentalità che secondo me per una piazza come Caltanissetta è fondamentale. Perché vero. tante volte, sai, al di là del discorso legato al portafogli, qua devi avere qui nella testa quello che è l'ambizione. Deve avere no? anche gli uomini però, Sì, i dirigenti. Ma proprio su questo, vedi, anche qui non è che hanno improvvisato. Poi perché poi sbagliare ci mancherebbe, però se hai cercato di mettere le persone giuste al posto giusto per quello che è il tuo ambiente, ognuno conosce la propria piazza. Chiaro. E lì il presidente è stato bravo evidentemente a saper scegliere le persone. Per questo dico che loro intanto hanno costruito e questa base di partenza di quest'anno, ripeto, perché poi se no facciamo un torto anche all'avversario agli amici e agli di Favara. avversari. Però vediamo come vince questo campionato. Però davvero la Nissa oggi è nelle condizioni di poter proiettarsi anche al prossimo anno dicendo E questa la cosa propria. ci piace perché la Nissa, insomma, per tradizione ha legato il suo nome anche in campionati di importanza nazionale. Tu leggevi i risultati, no, delle formazioni, però andare a vedere un campionato di eccellenza come questo, dove c'è la Folgore Castelvetrano, dove c'è il Mazzara, dove c'è ovviamente la Nissa, dove c'è il Favara, cioè sono squadre che alle spalle, Sciacca, sono squadre che alle spalle hanno una storia e hanno piazze. Pro Favara che vince 4-0 contro il Mazzara. Francesco, un Mazzara che comunque ha decisamente mollato in questa stagione, mentre un Pro Favara che addirittura aveva vinto il big match contro la Nissa FC si è un po' bruciata da sola questa stagione. Il bello del calcio, no? Il bello del calcio, Dove non hai c'è detto niente bene. di scontato. Il Pro Favara sicuramente all'inizio come la Nissa ha fatto grandi investimenti, Tanti. ha preso dei giocatori importanti per la categoria, però poi bisogna costruire gli ambienti, tutto deve filare per il verso giusto, poi ci vuole anche un po' di fortuna che quella non guasta mai. Credo che ovviamente una delle due salirà di diritto L'altra in si Serie giocherà D. tutte ai playoff. Credo che ci saranno in eccellenza dei playoff bellissimi. Molto interessanti. Perché anche se guardiamo all'altro girone ci saranno dei playoff bellissimi e spero che più siciliane possibili raggiungano la Serie D. Sempre molto difficile. Tra l'altro Pro Favara allenato da Catalano, che è una vecchia conoscenza di Paternò. Sì, Anthony. come no, e ti devo dire, insomma... Ha regalato belle stagioni, ha regalato no? belle Il campionato. stagioni. Io credo anche che insomma in questo momento forse la sfortuna del Favara sia stata quella di aver trovato in questa stagione una Nissa che per forza di cose aveva scritto che doveva provarci in tutti i modi a vincerlo questo vero. campionato e fino a questo momento ci sta riuscendo. Però c'è sempre la carta dei playoff. C'è la dai. carta dei playoff, per carità,
Poi i playoff, ovviamente, chi è più in forma li vince, Chiaro. non sempre la squadra più forte, ma insomma alla fine il bello e il brutto dei playoff è proprio questo. Vale per tutte le categorie dove si Assolutamente. giocano. Vedremo dunque come andrà a finire questa stagione per quanto riguarda queste due squadre che ormai dall'inizio appunto del campionato hanno dettato legge. C'è stato un po' il vuoto, a dimostrazione che rispetto al girone B, questo girone A sembrava un po' già segnato con Favara e Nissa. Pronostico finale? Nissa. Credo che sì, la Nissa già sia avanti. Sia avanti. Pronostico finale? È in vantaggio. E la Nissa. Va bene, va bene, va bene. Allora a questo punto voltiamo pagina e parliamo del girone B. Anche qui si è giocata la 10ª giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati. Mister Bianco 2011 Milazzo 1-1, Paterno Calcio batte i Mesi Atletico Catania 1-0, Real Siracusa Belvedere, Rocca Acquedolcese 0-0, Città di Gela, Messana 1966 2-2, Ionica FC Enna Calcio 0-0, Leonfortese batte Leonzio 1909 1-0, Nebros batte Modica 2-1 ed infine Santa Croce batte Mazzarone Calcio 2-1. Quasi un mezzo passo falso per l'Enna, anche se il pareggio in casa della Ionica è sempre un pareggio pesantissimo. Ne ha approfittato il Paternò per accorciare in classifica. Guardiamo appunto questa classifica che comunque è ancora guidata dalla squadra di Giovanni Campanella. Enna Calcio al primo posto con 63 punti, 58 Paterno Calcio, con 44 Modica Calcio, 43 Milazzo, con 39 Ionica FC, 35 Città di Gela, 34 Real Siracusa Belvedere, con 33 la Nebros, 31 Imesi Atletico Catania, 30 punti Rocca Acquedolcese, con 29 Mister Bianco 2011, 28 punti Mazzarone Calcio, 25 Leonzio 1909, con 21 Messana 1966 ed infine chiudono la classifica Leonfortese con 20 punti, Santa Croce con 16 punti. Devo partire per forza dal Paternò. Anthony Di Stefano conosce bene la realtà, conosce ogni singolo spazio di quello stadio meraviglioso che un paio di anni fa ha regalato delle bellissime emozioni in Serie C. Un Paternò che ha approfittato del pareggio della squadra ennese in casa della Ionica, accorcia in classifica, però attenzione proprio oggi alla partita di ritorno contro la squadra pugliese. C'è la possibilità ancora di continuare volendo a giocarsi la carta campionato, però l'idea della Coppa un po' stuzzica, credo, no? Ma guarda, il gap in campionato dopo lo scontro diretto che c'è stato a Enna, vinto dall'Enna, secondo me si è fatto un po' complicato. Sì. Devo dire però che in questo momento dalla parte del Paternò c'è un ambiente che lo sta sostenendo in tutto e per tutto, complice anche quello che è stato il cammino che è stato portato avanti in Coppa Italia. E come ricordavi bene tu, nel pomeriggio c'è il ritorno con il Manduria. Il ritorno con il Manduria. Dopo quello scontro diretto con l'Enna ci sono state 1000 polemiche, la partita contro il Milazzo per un assistente in linea che era di Enna, che fa l'assessore a Enna, c'è stato di tutto. In campionato sarà molto complicato, però sai, il calcio, come dicevamo prima, non è scienza esatta, per cui fino all'ultimo devi crederci, fino all'ultimo devi giocartela. E comunque l'Enna sta facendo un campionato anche lì strepitoso, va detto, cioè, è lì al primo posto per avere condotto una stagione comunque nella quale davvero ha dato tutto, e non so se sarà testa a testa fino alla fine, lo auguro al Paternò, per carità, lo devo necessariamente augurare, e poi anche per la bellezza del campionato, perché se il campionato prosegue in queste condizioni, in questo modo, è più bello per tutti. Peccato soltanto che stesso discorso che valeva prima quando parlavamo del Favara, quest'anno c'è un Enna che inevitabilmente ha costruito una squadra che doveva stare lì con un ex per 1000 volte del Paternò che è Mister Campanella, ormai nome storico del calcio dilettantistico, personaggio di grandissima personalità. Tra l'altro sta guidando quest'Enna che pareggia 0-0 contro la Ionica FC. Guarda, la Ionica rappresenta quello che parlavamo prima noi, no? Il dilettantismo che è racchiuso proprio nella familiarità. Sì.
E quello, lo stadio è un catino, la società è una società Fare punti lì è impossibile. sana, ti dà proprio quell'impressione di una società ostica da affrontare. Quindi sì, l'Enna ha fatto un bel pareggio secondo Un me. bel pareggio, è vero, pesantissimo, se lo ritroverà secondo me a termine della stagione. Francesco, ritornando a parlare della New Eagle 2010, abbiamo già detto che chiaramente per voi in questo momento è una stagione positiva, questa squadra che stai guidando attualmente è al secondo posto del girone, quindi sicuramente c'è l'accesso ai play-off, però mettiamo da parte il discorso dell'under e parliamo in generale della vostra organizzazione, un settore giovanile dove chiaramente ci sarà una scuola calcio di base probabilmente, giusto? Esatto, noi ovviamente come tutte le società che si occupano solo di settore giovanile si divide l'attività di base e il settore agonistico, no? Chiaro? Noi abbiamo la fortuna di essere proprio in due, dove io mi sto occupando in questo momento più del settore agonistico con l'Under 17, l'Under 14, l'Under 15, l'Under 17 e Juniores, mentre Nino Carcione si sta occupando più dell'attività di base, che sono dai piccoli amici agli esordienti. Che sono anche l'anima, volendo, no? Sì, contiamo su circa 250 iscritti. Siamo parecchi allenatori giornalmente in campo e cercando sempre di stare sul pezzo, e poi abbiamo un cuore enorme che sono praticamente poi sono le nostre mogli. Chiaro. Che si occupano della parte tutta burocratica e quanto riguarda Che va seguita, giustamente. Sì, che va seguita, e quindi cerchiamo di non far mancare nulla, però è un lavoro certosino che l'abbiamo fatto e migliorato Anno dopo anno negli anni, e ripeto, come ho detto poc'anzi, se ripensiamo a 14 anni fa è veramente un grande orgoglio. Tu sei di Galati Mamertino, però è anche vero che lavorate a Capodorlando, che tra l'altro per storia l'orlandina, sappiamo benissimo, ha legato il suo nome anche a campionati dilettantistici nazionali. Il fatto che a Capodorlando manchi in questo momento una realtà forte calcistica vuol dire che un po' tutti puntano adesso sui settori giovanili, in questo caso con la vostra scuola calcio. Sì, noi siamo nati a Galati Mamertino, dopo un paio di anni per varie vicissitudini non c'era più il campo, che fortunatamente adesso hanno fatto un gioiellino anche lì in sintetico e tutto. Siamo stati quasi costretti a scendere diciamo in marina, no? A Capodorlando. Anche se era un nostro obiettivo, quando siamo partiti il nostro obiettivo il centro era è che è quello, più grosso, certo, no? andare in un centro più grosso e fare attività lì. L'altro giorno abbiamo fatto una piccola stima nelle categorie tra la Serie D e la seconda categoria. Circa l'80% degli under sono tutti ragazzi passati. Che bella soddisfazione, dalla nostra allora, società. complimenti. Credo che stiamo lavorando bene, possiamo fare sorpresi in meglio, positivo. ovviamente possiamo fare sempre meglio, però credo che stiamo lavorando bene. Bene, allora in bocca al lupo e incrociamo le dita per il finale di stagione. Viva il lupo. Grazie a Francesco Drago, mentre invece voglio salutare e ringraziare Anthony Di Stefano, con lui abbiamo avuto modo anche di parlare dalla Serie D al Catania, conoscendo anche il tessuto sociale di Paternò come te. E se mi permetti volevo dire una cosa rispetto a quello che diceva il buon mister Francesco. Io mi auguro che magari verrà fuori anche da loro, o comunque da qualunque altra realtà siciliana, che venga fuori qualche giovane che possa diventare riferimento, parlo a livello nazionale, perché credo che il calcio siciliano oggi ha bisogno di questo. Purtroppo non ci riuscì il Catania negli anni di Serie A a far esplodere un giocatore che potesse essere riferimento, che potesse essere faro. Quello servirebbe. A quel tempo ci fu Sciacca, ci fu però D'Amico. Servirebbe davvero qualcuno che potesse essere riferimento, perché oggi alle nuove generazioni manca rispetto a quella che sarà la nostra generazione, dove, che so, avevamo Schillaci. Sì, è vero, condivido questa cosa. Oggi un ragazzo che riuscisse a imporsi a livello nazionale sarebbe non soltanto traino, ma sarebbe anche un elemento positivo, perché queste nuove generazioni non stanno conoscendo qualcuno, non dico da emulare, ma qualcuno che ti faccia capire, guarda che il sacrificio, il lavoro, il partire alle giovanili serve a tutto questo. Io me lo auguro che accada, magari viene proprio dalla loro squadra, chi mai lo sa. Dire mai. Io seguo con attenzione uno che tra l'altro è Pecorino, no? Che delle mie parti, scuola Juventus, adesso è in Serie B.
Servono questi giocatori. Servono. Poi però quando c'è un ragazzo che esplode, diventa davvero contagioso per tutti quanti gli altri. È vero. Grazie per queste belle Grazie cose a te, che hai Ettore, detto. grazie davvero dell'invito. Grazie ad Anthony Di Stefano. Noi chiudiamo qui la nostra puntata di Penalty. Vi ricordo che domani ci rivedremo sul canale 19 del digitale terrestre di TVM Palermo per parlare di promozione e di prima categoria. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento a domani su TVM Palermo. La trasmissione più seguita del calcio dilettantistico siciliano vi dà appuntamento mercoledì 20 marzo alle 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre con un'intervista esclusiva a Sandro Morgana, presidente della FIGC Sicilia. Appuntamento da non perdere.